Per il fine settimana Concessioni Autostradali Venete si attende un transito tra i 705 e i 715 mila veicoli sull'intera rete, il che significa sostanzialmente previsioni di traffico intenso che saranno prevalentemente nella giornata di venerdì, oggi e di sabato, in direzione Trieste, e poi domenica per il traffico di rientro in direzione di Milano. Secondo CAV saranno 15 le giornate da bollino rosso per traffico intenso a partire da questo weekend fino alla fine di agosto. Sono prevalentemente le giornate di esodo verso il litorale e poi dopo Ferragosto principalmente quelle del controesodo per il rientro. Dopo queste le giornate da bollino rosso significano traffico intenso, possono quindi verificarsi dei rallentamenti, in qualche caso anche delle code. Per questo è stato potenziato l'organico in servizio e una serie di attività utili a garantire la scorrevolezza del traffico, l'informazione tempestiva all'utenza e la risoluzione rapida delle emergenze. Abbiamo incrementato le pattuglie di polizia stradale in modo quindi da garantire la sicurezza quindi agli utenti, anche con la nostra visibilità, quindi per non fare solo repressione ma soprattutto prevenzione. Per viaggiare al meglio sarà comunque importante osservare determinate regole. Il consiglio principale è quello di usare la massima prudenza e la consapevolezza di tutti i nostri comportamenti. Questo già prima di mettersi in viaggio, controllando l'efficienza del veicolo, il livello di pressione dei pneumatici e la sistemazione dei bagagli, anche di collocare i bambini negli appositi seggiolini omologati in base al peso e all'altezza, e durante il viaggio rispettare i limiti di velocità, soprattutto nelle giornate come quella di oggi di pioggia, ricordare che il limite di velocità in autostrada non è 130 ma si abbassa a 110 km/h. Occupare la corsia più libera di destra, mai quella di emergenza, segnalare sempre i cambiamenti di direzione con gli indicatori, mantenere la distanza di sicurezza. Attenzione poi ai furti nelle aree di sosta. Il consiglio è quello di parcheggiare in zone sempre le zone più visibili, magari anche quelle dove ci sono delle telecamere, non lasciare i bagagli, cioè gli oggetti preziosi e denaro a bordo del veicolo ma portarli al seguito, ancor meglio lasciare uno degli occupanti che vigili il veicolo, anche perché si sta sempre più diffondendo il furto attraverso l'utilizzo dei jammer, che sono degli inibitori che vanno a interferire con le frequenze del dispositivo di chiusura centralizzata del veicolo. Anche quest'anno CAV ripropone l'iniziativa di Guida Sicura che prevede fino al 17 agosto tra mezzanotte e le 5 di ogni sabato e domenica l'offerta di un caffè gratis ai viaggiatori che sceglieranno di effettuare una sosta nelle aree di servizio di Arino Est e Arino Ovest.